Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi bellissimi, siamo intorno a 19-20 gradi, si sta, anzi nelle riviere mi dicono addirittura che sono intorno a 22 gradi. Si sta benissimo, tempo soleggiato perfetto e speriamo che duri anche per il prossimo fine settimana. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il professore genovese Paolo Becchi, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova. Ciao Paolo, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. In realtà non sono più professore ordinario, sono in pensione, in quiescenza da pochissimi giorni. Allora diamo anche questa notizia che ti hanno detto in pensione, va bene, sono dai, andato in pensione, sì. Allora, vabbè, insomma, però per i pensionati genovesi che non stanno bene come te, tra virgolette, ci sono dei problemi, perché la giunta Salis di centro-sinistra sostanzialmente ha tolto la gratuità del biglietto MT per i pensionati residenti in città, che invece con la giunta di centrodestra potevano viaggiare gratuitamente sui mezzi MT dalle 9:30 in poi. Ecco, tu ti sei un po' scagliato contro questo provvedimento. Tra l'altro è incredibile perché si danno vaccini gratis, il Comune di Genova vuole far fare lo sport agli over 65 gratis, ma per andare a raggiungere i luoghi dove si può fare sport gratis nei vari municipi, ci sono delle aree attrezzate, bisogna prendere il bus e bisogna pagarlo. Quindi sostanzialmente Silvia Salis sogna i bus MT pieni di anziani paganti. Tra l'altro c'è un problema di bilancio con MT eccetera, a quanto asserisce la giunta di centrosinistra, mentre gli ex della giunta di centrodestra dicono di no, non sono stati neanche dati i numeri ufficiali, non c'è, insomma c'è un po' di polemica su questo fronte, ma intanto la stangata MT per i genovesi è arrivata. Ma sì, hai già detto tutto, insomma, io ho sollevato questo problema su Facebook e poi anche con Liguria Notizie, e devo dire che abbiamo avuto un certo successo, insomma, un certo riscontro di pubblico. Perché? Perché la contraddizione è palese, cioè adesso vaccini gratis, quelli non costano, cioè non ho ben capito. Il vaccino, cioè noi abbiamo una sanità che è pubblica, che è miserabile. Se tu devi fare un qualsiasi esame, a parte i ticket che devi pagare, devi aspettare mesi e mesi, però il vaccino non c'è nessun ticket, il vaccino è gratis, cioè non ho capito bene, questo non costa niente alla sanità pubblica il vaccino, mentre invece costa invece togliere quello che era stato sostanzialmente un diritto per le persone anziane dopo i 70 anni, perché si è detto ma un momento, 70 anni cosa vuol dire? Se tu hai 70 anni e sei ricchissimo, il bus te lo paghi. Ma signori così cari, ma voi ve lo vedete il ricco che si prende il bus perché ha più di 70 anni? Il ricco si prende, avrà la macchina, c'ha l'autista, si muove col taxi, non si muove mica sui mezzi pubblici, cioè il ceto medio è quello che ha 70 anni che c'è. Invece no, gratis lo facciamo per i morti di fame. Se tu guadagni 10.000 euro all'anno, ma 10.000 euro all'anno che cosa sono? Cioè è una morto di fame. Allora ti dicono no, in quel caso lì è gratis. Grazie a che cosa cioè è assurda questa cosa qui, cioè l'argomentazione è tipo quella dei miei tempi c'era scuola gratis per i figli degli operai, lotta comunista. Ok, va bene, niente da dire. Se siamo arrivati a quei tempi lì, anni 70-80, va benissimo. La scuola è gratis per i figli degli operai, i bus li facciamo neanche per i commercianti, perché la lotta comunista è molto chiara, soltanto ai figli degli operai. E agli operai li facciamo tutti gratis. Ma non lo so,
cioè, ho capito, allora metteteci direttamente, diciamo, quelli, Guido La Barbera e lotta comunista che governa la città di Genova, cioè, che forse sarebbe anche meglio, tra l'altro, cioè, sono convinto che forse farebbero meglio, ma vabbè, ma a parte questa mia considerazione, ma è assurdo, cioè, sostenere la tesi che no, perché si crea un privilegio, ma il cittadino che ha 70 anni compiuti, che aveva un minimo di vantaggio fuori degli orari, cioè fino a che c'è bisogno che insomma la gente è produttiva e via discorrendo, fino alle 9:30 te lo paghi e poi ce l'avevi gratuito dopo, quindi non era neanche gratuito sempre, però effettivamente una persona anziana si può muovere più verso le 10, le 11, eccetera, no? In questo modo mi sembra, cioè, e poi, come hai detto giustamente tu, cioè, i dati di AMT non sono così resi così in maniera trasparente per dire ci sarebbe stato il fallimento, sarebbe fallita la AMT se si lasciava questo vantaggio? Ma io credo proprio di no, ecco. In ogni caso la partita è stata gestita così male e la toppa è stata peggio del buco, perché allora poi avendo capito che effettivamente c'era il rischio di perdere un po' di voti, allora si è cominciato a dire vabbè, vi diamo gratis la ginnastica, vi diamo gratis i vaccini, vi diamo gratis tutto quello, ma cioè gratis la ginnastica, perché anche quella non si paga, cioè voglio dire anche quella avrà comunque un costo, no? Invece quello lì no. Quello lì, la ginnastica, te la diamo gratis se hai compiuto addirittura 65 anni. Cioè, a me fare una cosa assurda. L'altra cosa che mi dicono è già, ma tu Bucci non l'hai mai criticato. Ma come non l'ho mai criticato Bucci? Io Bucci l'ho criticato per quello che ha fatto nei confronti della città di Genova durante la Covid, durante l'uso durante il coprifuoco, come il lockdown, come lo si chiamava, e via discorrendo. L'ho criticato, ci sono miei video che sono non c'entra, c'è questa logica destra-sinistra, è finita, basta, non me ne frega niente se questa qui è di sinistra, quell'altra di destra, cioè non è sostenibile questo tipo di ragionamento oggi. Lì c'era semplicemente qualcosa che era un vantaggio, che consentiva alle persone anziane di muoversi, e adesso che cosa faranno? Per muoversi e andare a fare ginnastica pagheranno il bus, ma ci avranno la ginnastica gratis. Ma insomma, no. Allora, rimane il tema perché abbiamo ancora 3 o 4 minuti e parliamo sempre della nostra sindaca Silvia Salis. Proprio l'altro giorno, martedì, in consiglio comunale, cito testualmente, perché in radio non si potrebbe dire, ma lo cito tra virgolette, ha dichiarato che sulle mie pagine dei social network c'è che mi chiama puttana, tra virgolette, e ha detto proprio il termine puttana. E si è scagliata chiaramente contro gli uomini, eccetera, così, solite cose. Però ha fatto un ragionamento che mi ha lasciato un po' perplesso e ha lasciato perplesso anche il professor Becchi, cioè sostanzialmente per evitare che ci siano delle persone diciamo così volgari, poco istruite eccetera, bisogna cominciare a fare l'educazione sessuale a scuola. Si è scagliato contro il governo Meloni, contro il ministro Valditara, che invece non la vogliono fare, ma non per un discorso di educazione sessuale, ma per il pericolo che è concreto, che invece dell'educazione sessuale venga fatta, diciamo, promozione della teoria gender, eccetera, poi con persone anche non qualificate e così. Tu sei d'accordo, Paolo? Ma no, questo è l'altro, cioè, voglio dire, ma sei sindaco di Genova, lo vedi in che situazione è ridotta la città. Non sto dicendo che la cosa improvvisamente è cambiata con il cambio di governo, di amministrazione della città, ma comunque la città è quello che è. Ci sono dei problemi enormi per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini che si muovono sopra i vicoli di Genova, ma anche il Verde, Villetta di Negro, cioè,
c'hai tantissimi problemi, ok, invece cos'è? E adesso il problema è perché ti hanno dato della puttana, se ti hanno dato della puttana, chiaramente questo è un insulto, ma l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto, ci mancherebbe altro, fatti valere. Cioè rintraccia le persone che te l'hanno detto, le denunci, le quereli e hai tutte le ragioni di questo mondo, ci mancherebbe altro. Ma questo tuo motivo personale privato, no? Che ovviamente è da condannare, cosa c'entra adesso con l'educazione sessuale nelle scuole? L'educazione è una cosa, l'istruzione è un'altra. L'educazione che ci deve essere nelle scuole è un'educazione civica, semplicemente a rispetto di tutte le persone. Ora, la cosa che mi fa più specie, se devo dire, non è neanche lei, perché vabbè, lei l'ha fatto, è un uso strumentale, ok, ma che il secolo oggi, lei ti metta in prima pagina l'articolo del direttore, addirittura dicendo che ci vuole perché lui, con i suoi figli, lui non riusciva a parlare dei problemi sessuali, ma saranno problemi suoi, del direttore del giornale. Io con i miei figli ci ho sempre parlato, ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra? Dobbiamo mettere l'educazione nelle scuole sessuale perché? Perché una è stata definita puttana e l'altro, il Brambilla, come cazzo si chiama, invece lui ha dei problemi perché è meglio parlarne a scuola perché lui come genitore non si è sentito di parlare con i propri figli. Ma saranno cavoli tuoi se non ci hai parlato. Ma, la scuola, allora, i magistrati faranno la supplenza della politica e fanno loro supplenza e fanno loro politica. La scuola non dovrebbe più fare i conti, matematica, italiano, eccetera, ma che cosa mettersi a fare? Educazione sessuale nelle scuole? Ma escono fuori che poi sono veramente avvelenati, perché poi il problema qual è? È la propaganda, è il controllo attraverso questa educazione, come la chiamano loro, passa che cosa? Tutta quella cultura gender che ormai domina nell'università, gender, come la vogliamo chiamare, che domina completamente nelle università, e vabbè, pazienza, lì uno è giusto che si insegnino anche queste cose, io non voglio negare questo, ma vogliamo addirittura cominciare dalle scuole elementari? No, basta. Benissimo, ti ringraziamo perché il tempo con te a nostra disposizione è scaduto, però con una promessa che la prossima volta parleremo della riforma della giustizia, magari un po' più avanti, quando il referendum sarà un tema caldo, è già un tema caldo, quando diventerà caldissimo ci risentiremo e ci spiegherai bene il tuo punto di vista e in sostanza cosa cambierà con questa riforma della giustizia. Però intanto anticipiamo, tu voterai sì al referendum o voterai no? Una battuta in 10 secondi. Allora, io l'ho anche già scritto, tendenzialmente sono per il sì. C'è un punto che a me non mi convince, ma dall'inizio, cioè il fatto che facendo 2 consigli superiori della magistratura, uno dedicato soltanto ai PM, e non è che alla fine loro otterrebbero magari più potere così? Cioè questa cosa, cioè ho detto, non è che stiamo facendo una cosa per diminuire il potere dei PM e poi gliene diamo magari di più. Questo interrogativo mi frulla un po' nella testa. Per il resto ne parleremo la prossima volta perché abbiamo il nostro secondo ospite che ci attende. Ciao, dai. ciao, Ti ringraziamo, ciao. Ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Paolo. Grazie, ciao. Grazie ancora al professore genovese Paolo Becchi, ormai da pochi giorni, come ci ha detto in diretta, ex ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo in Regione Liguria, Sara Foscolo. Ciao Sara, ci sei? Ciao Fabrizio, sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Dove ti trovi in questo momento, Sara? Sono a Pietra Ligure. A Pietra Ligure, lì il tempo com'è? Bellissimo anche lì, 20 gradi, 22? È bellissimo, sì, adesso i gradi non lo so di preciso, però fa caldo, sì. Oggi è una bella giornata, sembra quasi primavera. Si sta bene, comunque sempre sul territorio. Ecco, allora, dunque, in Consiglio regionale martedì scorso si è discusso anche, è venuto fuori anche l'argomento del carcere di Savona. Pensate che la provincia di Savona
e sostanzialmente è l'unica provincia in Italia, nel nord Italia che io sappia, che non ha un carcere, ed era stato chiuso a suo tempo addirittura dall'allora ministro della giustizia del PD Andrea Orlando, che oggi è consigliere regionale del PD qui in Liguria. Lui è spezzino, come noto a tutti sostanzialmente. Ecco, proprio in aula Orlando ha spiegato che non si poteva tenere aperto il carcere perché non c'erano i parametri previsti, eccetera, eccetera. Insomma, si è un po' difeso, ma il problema è che adesso il territorio savonese ha necessità di questo carcere. Ecco, sono state individuate delle aree, Sara, in tal senso? Ma allora sì, il carcere di Savona è stato chiuso definitivamente nel 2016. Io ancora, quando ero assessore provinciale, l'avevo visitato, effettivamente era un carcere che non poteva più accogliere detenuti, era veramente uno stabile vecchio e quindi aveva necessità, non dico di ristrutturazione, anche perché era in centro, però è stato chiuso senza una prospettiva di apertura, perché adesso sono quasi 10 anni che Savona è priva di carcere. Abbiamo il tribunale ma non abbiamo il carcere. Ce ne siamo occupati, allora appunto il ministro di Grazia e Giustizia era Orlando. Ce ne siamo occupati già anche quando eravamo a Roma, sia io che Paolo Ripamonti avevamo fatto delle interrogazioni, c'era il ministro Bonafede, le risposte c'erano state date sempre rassicurazioni, tant'è che ad oggi il carcere non ce l'abbiamo. Le aree individuate sono quelle della Valbormida. Ora inizialmente si pensava a quella dell'Acna, ma non è ancora completamente bonificata, quindi non si può mettere un carcere su quelle aree. Sono state individuate delle altre aree a Cairo Montenotte, che ricordiamo ha anche già la scuola di polizia penitenziaria che sarebbe lì vicino, quindi sarebbe forse la collocazione naturale. Il problema è che in questi anni c'è stato un po' di rimpallo tra tecnici, politici, e un po' l'area andava bene, un po' non andava bene, era esondabile. Adesso siamo arrivati al punto che non è più sostenibile, a parte il fatto che poi sulle cronache ogni giorno ci ricordano che le carceri esistenti ormai sono sovraffollate, quindi la necessità di un carcere nuovo in Liguria è indubbio. Quindi è passato un ordine del giorno in Consiglio regionale settimana scorsa, che inizialmente, sulla base di un ordine del giorno che ha presentato il collega Bozzano di Vince Liguria, che però chiedeva semplicemente di attivarsi per riaprire un carcere. Avendo seguito la questione, noi della Lega abbiamo voluto aggiungere che venga istituito finalmente un tavolo dove ci si siedano tutti, perché quando poi una pratica passa da una parte all'altra c'è sempre qualche problema, quindi si devono sedere tutti al tavolo in questo momento. Era venuto anche il nostro sottosegretario Stellari a visionare l'area. Il problema è che la delega all'edilizia penitenziaria non è di Ostellari, ma è del Mastro delle Vedove. Quindi adesso abbiamo voluto anche un attimino mettere alle strette il governo, quindi il sottosegretario che conosce bene l'area perché è già venuto anche lui a Cairo in occasione di giuramenti, e quindi speriamo che qualcosa si sblocchi. L'area c'è, il comune di Cairo ha già mandato tutti i documenti e quindi adesso una risposta noi ce l'aspettiamo. Allora, speriamo un attimino, ma adesso la situazione, abbiamo mandato tutti i documenti, cosa significa? Regione Liguria comunque sostiene il nuovo carcere di Savona del Savonese a Cairo Montenotte? Allora, a Cairo Montenotte, o se ci dicono, ci sono diverse aree anche a Cairo Montenotte e in Valbormida. L'importante è che ci dicano finalmente che che ci sia un'area preposta ad accogliere un carcere. I soldi ci sono, anche Edoardo Rixi, il vice ministro dei trasporti, perché lì la competenza è sia del Ministero di Grazia e Giustizia ma anche del MIT, quindi i soldi ci sono e quindi adesso è arrivato il momento che non si può più tergiversare. Allora, speriamo bene, come diciamo noi qui a Genova, e passiamo all'altro e lo diciamo anche a Savona. Di cui volevo discutere con te, ed è il corso di fisioterapia
proprio lì nel Savonese. Allora, lì c'è un problema invece proprio con l'Università di Genova, sostanzialmente il corso di fisioterapia non c'è più. Il corso di fisioterapia non c'è più né a Santa Corona né quello di Spezia, perché fino all'anno scorso c'erano 4 poli universitari, Genova, Chiavari, Spezia e Santa Corona. Sono stati chiusi i 2, diciamo, a Levante e a Ponente, sono stati lasciati soltanto i 2 di Genova e di Chiavari. Ora, il problema è che Santa Corona, io parlo ovviamente per quello che conosco meglio, perché essendo di Pietraligure conosco meglio la questione di Santa Corona, ma a Spezia è la stessa cosa, accoglieva tanti studenti anche dalla provincia di Imperia. Era stato tra l'altro approvato all'unanimità un ordine del giorno a mia prima firma in cui si chiedeva un impegno per tenere aperta la facoltà di fisioterapia a Santa Corona, che tra parentesi, utilizzando medici già strutturati in ASL, quindi era un corso che costava poco, perché costava circa 10.000 euro all'anno, cioè i medici che andavano a insegnare prendono 10 euro all'ora contro magari gli 80 che può prendere un docente universitario. Ma il vantaggio di Pietraligure è che c'è un'unità spinale che è un'eccellenza in Italia e che quindi i fisioterapisti formati a Santa Corona erano fisioterapisti bravi e non si capisce perché, nonostante l'assessore Nicolò si è impegnato per questo. Io ho chiesto delle audizioni che sono state fatte lunedì in seconda commissione, dove tutti eravamo concordi, ASL 5 per quanto riguarda la parte di là, ASL 2 per quanto riguarda la parte di qua. È venuta la presidente dell'ordine dei fisioterapisti dicendo che è impensabile chiudere i poli di Pietraligure e di Spezia, ma una docente universitaria, la responsabile del servizio della facoltà di fisioterapia, ha detto che è stata lei a chiudere, ma ha dato delle motivazioni che non si capisce. Quindi adesso anche con l'assessore Nicolò cercheremo in qualche modo di riaprire queste facoltà perché sono fondamentali. Anche perché lei dice che gli studenti si spostano. Queste motivazioni, diciamo, un po' incomprensibili. Motivazioni incomprensibili perché ad esempio ha detto che si fa fatica a reperire i docenti, che è subito stata smentita dai docenti di Santa Corona che erano lì dicendo che a Pietraligure non c'è mai stata una carenza di docenti, anche perché sono medici che lavorano dentro Santa Corona e che sono lì disponibili. Ha dato motivazione dicendo che si fa fatica il docente a spostarsi da Genova a Pietraligure e gli studenti invece possono spostarsi. Ma pensiamo che una famiglia... La Regione Liguria sostanzialmente cosa sta cercando di fare per tentare... La Regione Liguria sta cercando intanto di dialogare con l'Università di Genova per cercare di mediare perché venga riaperto. Ormai quest'anno è andato, quindi non è possibile iscriversi a Pietraligure. Speriamo che dall'anno prossimo si possa, con delle convenzioni, con dei contratti. Addirittura è uscita l'ipotesi di fare delle convenzioni con delle università fuori da Genova, perché a questo punto, se il problema è l'Università di Genova, però è assurdo dire che il docente non si può spostare. Pensiamo che una famiglia magari monoreddito che già fa fatica a mantenere il figlio all'università e a dargli un titolo di studio deve anche oggi pagarsi, penso a uno che abita a Imperia, deve pagarsi anche la casa, il vitto e alloggio a Genova o Chiavari. Sì, è un po' davvero incomprensibile questa cosa qua e sono rimasto male anch'io sia per Savona, Savonese dove abiti tu, il tuo collegio elettorale, sia per quanto riguarda Spezia prende studenti che arrivano anche dalla Toscana, quindi avresti anche degli studenti toscani che vengono a studiare in Liguria. Esattamente. Allora, il tempo purtroppo anche con te è finito questa mattina, comunque ci risentiremo se ci sono delle novità. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Sara. Grazie anche a voi, buona giornata. Ciao Fabrizio. Grazie ancora al nostro capogruppo regionale Sara Foscolo e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.